Allora, siamo con la regista Anna, alla quale chiediamo naturalmente di raccontarci come nasce questo spettacolo. Kako se je ta projekt rodil, kako je zrasel? To je projekt sonoričnega gledališča, ki je v bistvu sodobno gledališče, ki sem ga jaz izmislila. Allora, questo è un progetto di teatro sonoro che è stato creato da lei, da Anna Preuss. In Pavana za Antigono je nastala iz dolgoletnega sodelovanja med Antonello Bukovac in mano. Pavana per Antigone è nata da una lunga collaborazione che abbiamo io e Anna. Glede na obletnico Prve svetovne vojne sva prišli obe hkrati na to idejo. All'interno di quelle che sono le celebrazioni della Prima Guerra Mondiale, io e Anna siamo arrivate insieme a una stessa idea. In to je zraslo v bistvu iz neke globoke intimne potrebe po ponovnem iskanju pomena Antigone v sodobni družbi. Questo è un progetto che è nato da una necessità intima, interiore, per dare voce a Antigone. Po iskanju pomena tega lika v današnji sodobni družbi. E per cercare un ruolo contemporaneo, per definire ad Antigone un ruolo contemporaneo. Se pravi, iskali smo odgovor, kdo je danes Antigona. E abbiamo cercato di dare una risposta alla domanda chi può essere oggi Antigone. Donella, tu non sei soltanto la traduttrice di questa intervista, sei anche l'autrice dei testi. Cosa ha ispirato il tuo lavoro? Beh, certo, questo che ha detto Anna, diciamo, ha fatto in modo che noi realizzassimo questa Antigone e la voce che abbiamo dato, il ruolo che abbiamo identificato per Antigone nel nostro mondo contemporaneo e all'interno di, appunto, di questo momento di celebrazioni sulla Prima Guerra Mondiale, riguarda il fatto che una donna prende una voce forte contro il potere che è identificato appunto in questo re che pensa che il suo potere appunto, terreno, no, sia assoluto, mentre Antigone gli indica qualcosa che è sopra di lui e questo è assolutamente necessario che anche nel nostro mondo contemporaneo sia molto chiaro di come appunto tutto ciò che ci sembra di una grande potenza in verità è piccolissimo, è assolutamente relativo e quello anche di pensare che possiamo decidere della morte e della vita di altre persone è una assurdità umana dalla quale noi ci dobbiamo spostare e ascoltare una voce come quella di Antigone. Mi smo prišli v bistvu zahvaljujoč gospodu Saverio Gaeta in festivalu Leggendo Metropolitano. Allora volevamo ringraziare Saverio Gaeta e Leggendo Metropolitano perché è stato questo il contatto che ci ha fatto venire in Sardegna con lo spettacolo. Perfetto, grazie mille, benvenuto in Sardegna e buono spettacolo. Hvala, grazie. Jaz mislim, da je treba še povedati, da sta dva interpreta, da je moški, ki se izraža preko instrumenta in ženska, ki govori besede. Voleva sottolineare il fatto che in questo spettacolo ci sono due voci, una è la parola che è affidata alla voce femminile e una è il suono, la musica dell'altro interprete che è Antonio Della Marina e che parla con il sax. Perfetto, grazie di nuovo, ribenvenuti in Sardegna e ribuono spettacolo. Hvala, hvala.